Buongiorno a tutti, buonasera, anzi perché è passato mezzogiorno, di solito dopo mezzogiorno diventa sera. Monitoraggio della beccacia in provincia di Verona, oppure siamo in provincia di Belluno. Perché la provincia di Verona? Perché innanzitutto perché io posso portare l'esperienza fatta in provincia di Verona, perché comunque la provincia di Verona è stata anche artefice, assieme poi alle altre province che ci hanno seguito, ci hanno anticipato anche in alcuni casi, in un progetto di monitoraggio di ampio respiro che parte come iniziativa da questo gruppo di ricercatori che poi avranno modo di illustrare meglio i risultati sinora ottenuti, gli obiettivi e anche le finalità di questo progetto, che parte con finalità di monitoraggio di una specie problematica nel senso non che crea problemi, o forse li crea magari per qualcuno, ma una specie problematica è una specie che ha un areale piuttosto ampio, una specie migratrice, e come tale quindi è interessata da prelievi che avvengono in diverse aree a livello europeo, e quindi la necessità di avere una gestione uniforme che parta appunto dal locale, dalle province, dalle regioni, per arrivare al nazionale, per arrivare poi all'europeo. Quindi una specie che ha bisogno di una serie di dati, di informazioni, così come forse tutte le specie, perché in realtà è un po' un approccio che si vorrebbe dare anche nei confronti della beccaccia, in analogia poi con quanto viene fatto per le specie maggiori come gli ungulati, dove esistono degli studi proprio sulla dinamica delle popolazioni. Quindi la beccaccia è affascinante, è una specie che affascina, quindi è una specie logicamente che attrae maggiormente in modo venatorio verso uno studio, verso una ricerca finalizzato, va bene, alla conoscenza, ma finalizzata anche al mantenimento del prelievo, perché in fondo l'obiettivo principale era verificare se il prelievo che viene attuato a livello nazionale, a livello locale, anche ma più a livello nazionale e internazionale, sia sostenibile dal territorio. Quindi partendo da determinati parametri, fra cui la lettura delle ali oppure il monitoraggio dei siti di svernamento, riusciamo a ottenere una serie di dati che ci danno un'informazione, un trend di la dinamica di una popolazione estremamente importante. Quindi ho fatto qualche danno? No. Per quanto riguarda la provincia di Verona, visto che porto avanti l'esperienza della provincia di Verona, noi siamo partiti, ma che poi riflette anche il percorso, un anno prima, un anno dopo, comunque è lo stesso percorso intrapreso, perché è un percorso che è stato di fatto protocollato, di fatto standardizzato, per cui è un percorso che hanno fatto tutte le province, per cui non vorrei essere io, la provincia di Verona è più brava degli altri, no, io sono qui, ma rifletto, descrivo quello che è stato fatto nella provincia che rappresento, ma in realtà poi riflette quello che è stato fatto oppure quello che dovrà essere fatto in tempi brevi per raggiungere gli obiettivi e le finalità e i risultati che poi vi verranno descritti dai colleghi. Noi siamo partiti nel 2013, con la stagione 2013-2014, quando abbiamo avuto i primi contatti con l'associazione Beccacciai, che adesso è diventata Unione per la Beccaccia e che è rappresentata poi all'interno di un gruppo più esteso, di un'associazione più estesa che è la FAMBO, che viene rappresentata appunto dal dottor Penachini, di cui è presidente. Abbiamo incominciato in quel periodo, proprio nel 2013, ad intraprendere i rapporti con loro per accertarsi, verificare se esisteva la possibilità di partecipare anche noi a questa iniziativa che sapevamo essere già stata svolta e iniziata in altre regioni, tra cui anche il vicino Trentino, con il quale esiste un rapporto stretto anche in relazione poi agli scambi, oltre che culturali nostri, ma anche gli scambi delle beccacce stesse che del loro flusso migratorio utilizzano entrambi i territori. Siamo partiti quindi con un progetto, con un'iniziativa che necessariamente all'inizio mi è stata presentata come un'iniziativa che si ricorda il buon Paolo Penachini, che io subito dissi ma è riconosciuta questa ricerca, perché la nostra paura era che poi questa ricerca fosse fine a se stessa, come molto spesso succede, cioè le passioni vanno bene, vanno benissimo, vanno valorizzate in tutti i sensi, però le passioni devono avere anche una validità scientifica, altrimenti il rischio è di perdere tempo poi e i dati sono fini a se stessi, per cui abbiamo sin da subito cercato di ottenere, grazie alla loro collaborazione, questo riconoscimento da parte dell'ISPRA, quindi il riconoscimento che il metodo di indagine effettuato sulle ali delle beccacce, perché si sta parlando in questo momento di lettura delle ali delle beccacce, vedremo con che obiettivi, era un metodo valido dal punto di vista scientifico e riconosciuto dal nostro ente di ricerca più importante, che poi è quello che esprime i pareri, che è appunto l'ISPRA. Quindi nel 2013 abbiamo avuto questo
questo riconoscimento, ed è stato proprio l'inizio quindi dell'attività vera e propria, perché c'era motivo, quindi c'era una validità dell'analisi stessa. Quindi con il 2014-2015 si è incominciata la lettura delle ali, poi predisposizione delle schede, delle schede dove raccogliere le ali, informazioni date ai cacciatori, il primo monitoraggio sperimentale delle aree di svernamento. Non avevamo ancora standardizzato dal punto di vista amministrativo l'attività, perché comunque era un'attività ancora sperimentale, fatta ancora di pochi addetti, di pochi appassionati, ma a partire dal 2015, con l'inizio poi della formazione, quindi dell'inizio dell'abilitazione anche sulla base delle indicazioni dell'ISPRA, si è, oltre che regolamentare l'intera materia, quindi con un atto di tipo amministrativo, quindi regolamentare le abilitazioni e regolamentare il monitoraggio, sono iniziati i corsi che ne sono stati svolti 5 corsi, di cui l'ultimo proprio, addirittura questo dato è ancora vecchio, perché mancano i 70, quindi 6 corsi, mancano i 70 che sono stati abilitati ieri proprio da loro, quindi praticamente siamo a 350 candidati che hanno avuto questa abilitazione. Che tipo di abilitazione è? Non è un'abilitazione per andare a caccia, è un'abilitazione barra formazione, nel senso che vengono fornite tutte quelle indicazioni, tutte quelle informazioni, tutti quei principi, quelle direttive fondamentali per poter praticare questo tipo di attività di monitoraggio, non di caccia. Non si insegna come cacciare la becaccia, ma si insegna piuttosto come studiare la becaccia. Quindi questo corso, che è stato fatto sulla base delle indicazioni ISPRA, per cui sin da subito in provincia di Verona, ma anche nelle altre province, perché il percorso è stato identico, spaccato, è stato proprio quello di scegliere di indirizzarci verso un qualcosa di riconosciuto. Quindi va bene le passioni, va bene tutto, però che venisse fatto secondo standard riconosciuti a livello nazionale, perché questo era assolutamente fondamentale. Poi in questi anni quindi sono stati fatti questi corsi. Qui ho inserito, ecco, in questo caso quindi i corsi sono 6, il dato precedente è da aggiornare, ma cambia poco. Creazione di un gruppo di lettori. Fino a 2 anni fa praticamente tutte le ali, quindi 3 anni precedenti, quindi sono 5-6 stagioni venatorie, venivano fornite, venivano consegnate a questo gruppo di ricerca della FAMPO, che poi faceva la lettura. L'obiettivo però nostro, ma anche delle altre province, è quello di rendersi autonomi, cioè la lettura, almeno quella preventiva, deve essere fatta in loco, quindi la lettura delle ali per determinare se la classe di età è giovane o adulto, perché quello è l'obiettivo. Tanto più abbiamo giovani, tanto più la popolazione è sana, è in crescita. Quindi il primo dato era questo. Poi nell'ambito di questi due fondamentali gruppi abbiamo delle diverse classi di età, tanto per fornirvi un'indicazione, poi i tecnici colleghi vi spiegheranno meglio, ma lettura vuol dire in questo senso qua. Crearsi quindi un gruppo autonomo, e che vorremmo anche andare a implementare, perché è necessario che questo lavoro venga svolto in loco. È veramente stato un risultato eccezionale poi l'anno scorso, quando hanno fatto loro la lettura e hanno insegnato a me a fare la lettura, perché io sono un asino come loro, forse anche peggio, e pertanto quindi è stato veramente una cosa importante, perché i cacciatori siamo abituati, che ci forniscono tutti gli strumenti per fare noi gli studi, ma che siano loro a fare questi studi, veramente è stata una cosa eccezionale su cui bisognerebbe veramente dare molta importanza. Per cui lo vedo proprio come un grande investimento quello di formare poche persone, perché non è destinato a tutti, quindi veramente motivati, veramente appassionati e con competenze. Abbiamo ottenuto poi un riscontro veramente eccezionale, nel senso che la conferma poi anche della validità del dato raccolto è stata anche della determinazione della classe di età è stata praticamente è stata adeguata al 90%, è stata corretta per il 90%, per cui c'è stato solamente un margine di errore del 10%, che è poco per il primo anno di lettura, e poi fatto da persone che insomma non è il loro lavoro fare questo, e quindi è stato veramente un dato molto importante. Eppure, e soprattutto questa attività ha appassionato i cacciatori. Forse questo è il grande messaggio che vorrei dare e che tutti mi confermano. La caccia ha bisogno di passioni, ha bisogno di passioni, una passione che va indirizzata attraverso una formazione, una partecipazione attiva, ma va indirizzata. Però la passione è l'elemento poi importante di questa intera attività. Quindi questi gruppi, vedete,
questa è una fotografia fatta non, cioè a caso, non è che le ho messi lì apposta, ma dimostra che tutti ci si confronta per un qualcosa che non è solamente finalizzato ad un dato di abbattimento, ma qui è proprio un dato anche scientifico, un dato tecnico, quindi è veramente un qualcosa che si diversifica da tutte le attività. Se devo essere sincero, questo studio sulla moneta della Beccaccia è proprio un qualcosa di diverso rispetto a tutto, non è analogo a quello che viene fatto per gli ungulati, perché là c'è una commissione, là c'è un gruppo che verifica e studia e ti dà le informazioni, mentre qui proprio parte addirittura dai cacciatori stessi, e poi dati che poi vengono confrontati, vengono valutati dal campione, dal gruppo di ricerca, quindi evidentemente non sono dati così fini a se stessi. I dati complessivi dimostrano praticamente un'attività che ha portato alla raccolta di ali, ad esempio 593 del 2016-2017, 453, 382, quindi siamo nell'ordine di 300, 400, 500 ali. È un buon dato, non si tratta di far numero, l'importante sarebbe riuscire a praticamente raccogliere nelle varie aree interessate alla gestione della Beccaccia, perché non è tanto il numero, qui non si sta facendo una gara per il numero più alto, ma logicamente un campione statisticamente valido è un campione comunque che ha dei numeri, ma a livello nazionale questi numeri logicamente vanno ampliati, quindi il numero è importante, ma anche avere la possibilità di avere l'intero areale, quindi che per quanto riguarda noi è il Vallo e la Lessinia, ma poi ogni territorio avrà i propri areali. Un coinvolgimento, come vedete, degli istituti venatori tutto sommato elevato, considerate che noi abbiamo 25 istituti venatori interessati alla gestione della Beccaccia, abbiamo 18-20, quindi si può dire che l'80-90% degli istituti venatori a ambiti comprensori sono stati coinvolti nella raccolta delle ali. Manca ancora un'area che logicamente dovremo lavorare su quella. Contemporaneamente, vi dicevo, i censimenti sulle aree di svernamento della Beccaccia, secondo un protocollo ISPRA, un rilevamento dati effettuato sia a livello di app, quindi sia a livello informatico che di scheda anche, qualora uno non avesse queste capacità, e quindi una raccolta del dato anche fatta in modo standardizzato, una scheda quindi consolidata e condivisa anche con le altre amministrazioni, quindi una scheda unica che parte proprio dalla FAMPO. L'importante è stato quello di avere subito un capo, una direzione in questo progetto, che era la FAMPO, non che andassimo a caso noi. Ogni problematica, ogni elemento doveva essere condiviso e loro dovevano darcelo, in modo che quel dato poi raccolto potesse essere confrontato in ogni momento, perché questo è fondamentale. Questo monitoraggio poi è stato standardizzato secondo un procedimento amministrativo. Cosa posso dire qua? Che abbiamo lavorato molto, ma c'è ancora da lavorare su questo piano di monitoraggio, perché non è pienamente condiviso in tutti i suoi elementi dall'ISPRA. Mi riferisco alle zone da campionare, che secondo l'ISPRA dovrebbero essere solamente le zone protette, ma che noi non possiamo, perché le zone protette sono quelle meno di interesse per i cacciatori, per cui è difficile coinvolgere i cacciatori in zone protette. E poi sulla tempistica, ma in questi momenti, poi il dottor Pennacchini magari ve lo dice anche, c'è la volontà da parte, la disponibilità dell'ISPRA di condividere un percorso realistico, perché è inutile fare dei paletti irrealizzabili quando poi noi dobbiamo utilizzare dei cacciatori che logicamente hanno le loro esigenze. Quindi va bene, bisogna cercare di condividere un percorso, non di imporlo, perché l'imposizione in un percorso di monitoraggio logicamente non serve a nulla. Dopodiché tutto il resto, questo dopo un percorso futuro sarà quello di abilitare i cani, perché nel nostro caso non abbiamo ancora abilitato i cani e penso che anche pure nelle altre zone sia stato fatto. Già c'è un'esperienza in Toscana, seguiamo quello. Abbiamo chiesto all'ENCI che si facciano garanti anche di stimolare, sensibilizzare, più che imporre noi stessi un obbligo di abilitazione del cane, perché sembra quasi un'abilitazione ulteriore e quindi con tutti gli appesantimenti che può dare. Però è un percorso che deve essere dato, quindi lavorare sulla qualità ora, non più sulla quantità. La quantità ha valore, ma bisogna lavorare sulla qualità. I risultati ottenuti, ho più un paio di slide, poi chiudo. I risultati ottenuti sono stati
quello di formare un bel gruppo di cacciatori appassionati, anche interessati e anche comunque formati, per questo era importante. L'obiettivo è stato quello anche di individuare una rete di monitoraggio che non fosse dettata dalle esigenze di addestramento dei cani, perché purtroppo molto spesso sfugge questo, perché dopo la tendenza è quella di avere più stazioni per poter uscire di più praticamente, con tutte le conseguenze. Invece no, l'esigenza di monitoraggio deve essere un'esigenza tecnica condivisa con i tecnici e che abbia quindi praticamente che non sia quindi dettata da esigenze solamente dal punto di vista venatorio, importanti anche quelle, ma anche dal punto di vista tecnico. La standardizzazione di un certo numero di campioni da portare alle ali, cioè il percorso deve essere una standardizzazione, deve essere consolidato il percorso, non deve essere messo in discussione ogni anno, deve essere quello e basta. Quindi anche una determinazione di uno stock di ali che deve essere monitorato, perché va bene che non guardiamo i numeri, ma neanche i numeri nel senso negativo, perché logicamente non puoi fare un monitoraggio, avere un dato statisticamente significativo se hai pochi campioni, per cui anche nel campione delle ali la necessità di avere uno stock consolidato che per quanto ci riguarda noi non dovrebbe essere inferiore ai 300-400 ali, sentendo poi loro. Individuazione poi di un gruppo ristretto di cacciatori per la lettura delle ali, perché dobbiamo renderci autonomi, perché il lavoro diventa sempre più grosso, in modo da poi da fornire al gruppo dei ricercatori della FAMBO, che sono quelli poi che coordinano l'intero progetto, di avere una mano, altrimenti diventa un lavoro troppo pesante per loro. Vediamo adesso nell'ultima slide quali sono le prospettive future. Innanzitutto mantenere nel tempo questo tipo di attività. È un'attività che non ha senso se fatta quest'anno, l'anno prossimo e fra 2 anni, ma è un'attività che deve essere svolta nel tempo, perché il dato è utile statisticamente se viene raccolto nel tempo e ti consente di poterlo confrontare nel tempo. Un coinvolgimento nel monitoraggio di tutte le aree di gestione, quindi tutte le aree gestite a Rebecaccia devono essere monitorate con la stessa intensità, con lo stesso sforzo. Raccolta e analisi delle ali secondo quello stock che vi dicevo, un'implementazione del gruppo di assunzione di lettura delle ali in modo da renderci autonomi anche noi, una preparazione e formazione e abilitazione dei cani, la qualità quindi del monitoraggio, non solo la quantità, sia dal punto di vista numerico ma anche nel personale che deve partecipare, e personale intendo a questo punto anche i cani che comunque fanno parte dei soggetti che sono coinvolti direttamente, forse anche più degli altri, nel lavoro di monitoraggio. L'importante è poi arrivare ad una standardizzazione delle procedure tecniche e amministrative attualmente vigenti in ciascuna provincia, con l'obiettivo di una pianificazione a livello regionale, in quanto la nostra esperienza, l'esperienza di Belluno e l'esperienza di Vicenza hanno significato se sono standardizzate a livello regionale e successivamente a livello nazionale. Quindi il nostro lavoro è lavorare anche magari perdendo qualcosa da una parte per uniformare dall'altra, ma l'obiettivo è quello di avere un'uniformazione dell'intero percorso di monitoraggio, almeno per quanto ci riguarda, a livello regionale. Quindi abbiamo coinvolto infatti la regione in questi, che noi stessi facciamo parte della regione in questo momento, quindi c'era bisogno fino a un certo punto, ma si ritiene che non debba essere un lavoro svolto a livello subregionale, altrimenti perde veramente quella significatività e il dato quindi risulta essere poco rappresentativo. Quindi questo è il percorso che abbiamo svolto noi in provincia di Verona, ma che hanno svolto anche gli altri o che stanno svolgendo, che stanno completando, perché comunque è un percorso, questo standardizzato, è un percorso quindi condiviso dalla FAMBO, ma è condiviso anche dall'ISPRA, con qualche dettaglio che cercheremo a questo punto di migliorare e di avere, in modo da avere chiudo qua definitivamente, di avere una raccolta di dati sia da parte delle ali che da parte delle presenze nei siti di svernamento standardizzato e confrontabile nel tempo, perché il confronto del tempo è fondamentale. Non serve a niente farlo oggi e l'anno prossimo non farlo, o fare 10 stazioni oggi e 2 stazioni domani. Il nostro non è l'addestramento dei cani, non è far uscire qualcuno al di fuori del periodo venatorio, ma è raccogliere dei dati utili per la gestione della caccia. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Paolo Pennacchini, con molti di voi ci conosciamo per tanti motivi e vorrei ringraziare innanzitutto come si usa, no? L'istituzione Regione Veneto per quello che ha messo in essere, anche una pubblicazione cartacea in un paese dove non legge più nessuno, mi sembra già un risultato clamoroso.
Qualcuno dice che è scritta piccola, che si legge poco bene, sono questioni. Volevo rifarmi quello che ha detto il consigliere provinciale, che è andato via, la preda, non è solo preda la beccaccia. Ecco, non è solo preda la beccaccia, lo dico da cacciatore. Oggi, se vogliamo fare un lavoro compiuto, innovativo, un ponte fra la caccia e l'ambientalismo, che è un ponte anche fra i cacciatori e le loro famiglie, perché nelle famiglie dei cacciatori non troviamo più figli e nipoti che vanno a caccia, quindi c'è stato un cambiamento culturale clamoroso. Dobbiamo anche saper parlare della specie con un altro tipo di valore. È vero che preda, ma la mattina quando usciamo con i cani per andare a cercare questa preda meravigliosa, come dico sempre, il benzinaio, quello che vi fa il caffè, vi dice: dove andate? A beccaccia. Come sta la beccaccia? Ad oggi nessun calendario venatorio, nessun piano faunistico, in nessun luogo giuridico e amministrativo c'era la spiegazione che il cacciatore doveva dare contezza della salute della specie. Mentre in Europa, luogo dove io ho la fortuna e l'onere anche di dover parlare di queste questioni, c'è una maturazione del cacciatore. È il cacciatore che dice: io sono in grado di dirti come sta la mia specie. Questo ricordiamocelo, perché è patrimonio indisponibile, quindi gli interessi sono anche quelli di chi non ha niente a che fare con la caccia. Non basta più oggi al cacciatore italiano dire: ho pagato le tasse, le concessioni. Siamo noi che dobbiamo dire come sta il capriolo, il cervo, il daino, il camoscio e come sta la beccaccia. Ora, mentre sulle specie cosiddette, no? Le vostre, vedo gli amici di Belluno che credo che sappiano a menadito come si chiamano i camosci, i cervi, eccetera, eccetera. Li controllate, li monitorate, li osservate, ma la beccaccia, studiare la beccaccia non è facile. Specie migratoria, da dove viene, quello che fa. E per questo bisogna adottare dei metodi di indagine e di studio che sono innovativi, ma devono essere gli stessi e condivisi a livello europeo. Il dottor Confortini è entrato, come si diceva, in media stress, no? Sul lavoro fatto nella provincia, ma ha spiegato tecnicamente quelli che sono poi i grandi motivi che stanno a monte. Se no, a che titolo ci troviamo qui? Perché facciamo una pubblicazione? Perché studiamo? Per salvare la categoria dei cacciatori che stanno diventando sempre più pochi, più vecchi? Per celebrare il funerale della caccia? No. Vogliamo innanzitutto conoscere questa specie che è strepitosa, perché ci dice come stiamo vivendo, ci misura la febbre. La beccaccia è in grado di dirci se i tuoi habitat dove vivi, dal tuo giardino al tuo bosco, sono in buono stato di salute, gli habitat. La beccaccia nell'Italia centrale e in tante altre zone d'Italia ci dice: stai usando troppi pesticidi, i cicli dell'uvaggio, quindi delle coltivazioni dell'uva sul terreno, ne stai facendo troppi, non ci sono i lombrichi, stai attento ai glifosati, perché se utilizzi tutta questa roba qua muore tutto ciò che è in terra e nel sottosuolo. Perché lei con questo suo becco è il medico strepitoso più di ogni altra specie. E vi invito tutti a riflettere su questo tema, e per questo c'è un grande interesse in tutta Europa intorno alla specie. Cacciare e conservare, farsi aiutare anche da una specie come la beccaccia, innanzitutto a divulgare i valori della vera caccia etica, la sostenibilità. Dimentichiamoci tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, teniamo la passione che diceva il dottor Confortini, ma mettiamola al servizio di una nuova scienza, di un nuovo modo di intendere la nostra vita, la nostra categoria di cacciatori. Ultima categoria in Italia che è stata formata. Io dico sempre, i corsi, Guido lo sa, i corsi che abbiamo fatto a Belluno hanno formato i falegnami, gli elettricisti, i notai, i militari, non hanno mai formato i cacciatori, perché dovevano essere brutti, sporchi, cattivi, lasciati in un recinto di ignoranza. Ma la caccia è cultura, territorio, fitness, memoria, sorvegliare luoghi che sono fondamentali. Se noi siamo bravi a raccontare questo nuovo mondo, riusciremo anche a ricostruire anche già dalle famiglie, perché a me lo chiedono in tanti. Mio nipote, io sono l'unico a scuola, zio, che
c'ho un parente cacciatore che devo dire, mi vergogno a dire che ho mangiato il cervo, ho mangiato Bambi, perché Walt Disney ha detto che Bambi, lo sappiamo tutti. Allora, doppio piano culturale di formazione, quindi corsi, formazioni, selezionare i nomi, i cognomi e le facce, perché la regione, l'istituto regionale, giustamente per avere questi dati deve costruire a monte un rapporto con voi, non si può prendere i dati di tutti, no? E quindi si fa la formazione per dire nome e cognome in varie aree del Veneto, perché come si studia nel Veneto si studia in tutte le regioni italiane e in tutta Europa, fornire innanzitutto gli strumenti, i dati, questo librettino che avete è la punta dell'iceberg di un lavoro che abbiamo già iniziato, che l'istituzione ha. All'istituzione serve per cosa? Per fare i piani faunistici, per fare calendari venatori, serve per andare ai TAR, questo acronimo meraviglioso, tribunali amministrativi regionali o consigli di Stato. Credo che oggi un tecnico faunistico debba avere anche conoscenze di leggi, giurisprudenza, anzi passa più tempo nei tribunali che nei boschi a controllare la fauna. Quindi un doppio lavoro che ha come suo significato riuscire a dire ma come sta la beccaccia che ha in mano, come stanno i giovani e gli adulti, qual è il rapporto, quello demografico, la popolazione, è tutto qui dentro. Il lavoro delle ali serve per capire i giovani e gli adulti, ma ci sono anche poi maschi e femmine, come è andata la distribuzione del peso, le oscillazioni, tutto un lavoro che poi serve per dire ok, la società oggi del cacciatore italiano dal 2019 in poi si può permettere prelievi all'interno di numeri ben precisi di animali selvatici che noi non conosciamo, dei quali noi non abbiamo nemmeno il potere. La beccaccia non è né di quelli che voi vedete qui, né delle istituzioni, né degli ATC, né delle associazioni venatorie, né di tutti, è un mondo così ampio, migliaia di chilometri, aree complicate, dove c'è di tutto e di più, dove sta accadendo un qualcosa che a noi sfugge, ma lo sappiamo che cos'è, perché se parliamo di uccelli migratori, come fai a non parlare del piano energetico mondiale? Il Niño, il cambiamento climatico, le emissioni, fai un progetto locale e poi ti trovi, ma non ci sono le temperature di una volta? Allora dobbiamo dire alla Cina o a Putin o al sud-est asiatico, ehi, abbassate le emissioni perché sennò le oche non vengono, le beccacce arriveranno sempre più tardi. Arrivano uccelli strani, l'uccello pappagallo, ora c'è la nuova, è nuovissima di una settimana fa, c'è il pesce rinoceronte sul Mediterraneo, è chiamato così da queste famose specie alloctone. Bene, studiamo la beccaccia, studiamo tutto, ma la PAC, la politica agricola della Comunità Europea, ci toglie finanziamenti per la zootecnia nei grandi territori di montagna. Il malgaro è in mutande, costa troppo il latte del malgaro, allora si compra a molto meno da latte in polvere che viene dalla Moldavia, in quei bidoni dove non sai esattamente che cosa c'è. Però tutti, fino ad oggi, hanno dato la colpa ai cacciatori. Signori, dietro il piombo si sono nascoste tutte le multinazionali che inquinano, tutte. Hanno detto, usiamo un capro espiatorio, la colpa è tua con quel fucile che sei un assassino e uno sterminatore. Nella storia del pianeta, ricordatevi, nella storia dell'umanità mai una specie è stata debellata con il fucile, mai. Ci siamo andati vicino con i bisonti, un progetto americano di togliere la carne agli indiani, ma non è mai accaduto questo. Anzi, il cacciatore ha la possibilità all'interno di un piano di prelievo, oggi non si parla di fede ma si parla di prelievo, all'interno di un piano di conoscenza, di territorio, di studio del clima, di studio degli habitat, cambiare faccia e volto, presentarsi alla società che non caccia, che è quella che comanda. Usciamo dai bar e dalle armerie dove non serve a niente, usciamo, lo dico, chi di voi rappresenta associazioni venatorie, chi è politico, vanno bene le tessere per esistere tutto quanto, ma non ci deve essere guerra. Uno dei grandi problemi, e il mio problema a Parigi, a Londra, a New York, a spiegare la beccaccia e raccontargli ogni volta che in Italia ci sono diverse associazioni venatorie, c'è la caccia di destra, di sinistra, di sopra e di sotto, e tutti ci guardano dei italiani, i soliti italiani divisi sempre su tutto. Perché almeno fossimo uniti nel rispetto della specie. Perché io
e qui c'è la regione lo sa, ci siamo presentati, no? Come due semplici ricercatori senza raccomandazioni di niente nessuno, ma se lo ricordi, noi portiamo i diritti della beccaccia prima dei diritti dei cacciatori, quindi prima i diritti di tutti gli animali selvatici, soprattutto quelli che devono essere sottoposti a prelievo, poi i diritti, no, i doveri dei cacciatori, soprattutto i doveri del cacciatore italiano, e ce ne sono tantissimi che sono pronti e predisposti a essere formati, ci dicono delle cose che in camera caritatis durante i corsi, ci parlano tanto di bracconaggio, di azioni illegali, di comportamenti da evolvere, ci dicono come stanno esattamente le cose, però noi non è che facciamo il gossip, noi facciamo ricerca e forniamo i dati alle istituzioni. Quindi tutto quello che è questo libretto, che è inutile che ve lo faccio vedere, ce l'avete nella spiegazione, è rivolto a questo: dati per capire come sta. Perché voglio chiudere con l'ultimo punto. Fino ad oggi, aprite il giornale, avete visto il titolo di queste ultime settimane? C'è il progetto sia sui lupi, gli orsi, non si capisce bene cosa sta accadendo, i grandi carnivori, i piccoli carnivori. Ma sulla specie beccaccia, che è il nostro caso, ci sono pochissimi minuti per discuterne a Bruxelles. Ma voi pensate che si facciano nella politica comunitaria? I problemi sono altrove. E voi sapete tutti che sta arrivando un treno a tutta velocità che si chiama la peste suina, che porterà chissà che cosa, addirittura potrebbero anche chiudere i boschi. Quindi immaginate. Ma sulla specie migratoria, sul nostro mondo, dobbiamo essere molto precisi. Non si può lavorare con progetti localistici, si lavora con le prese, con gli interruttori internazionali, che è quelli che abbiamo portato, metodologie di studio e di raccolta, e quindi se la presenza della beccaccia a Belluno, mi riferisco ai tecnici, mi riferisco a chi ha fatto i corsi, ai cacciatori, i coefficienti che vengono fuori, i numeri sono paragonabili e comparabili con i numeri del Baltico, della Bretagna, della Spagna, della Sicilia. Così si studiano i cellule migratorie. Per questo voi dovete chiedere meritocrazia. Anche di chi sta davanti dovete chiedere curriculum. Bisogna valorizzare chi studia, bisogna valorizzare i giovani che studiano. Finito il mondo dell'improvvisazione, perché dopo, quando si va in Champions League, si va a studiare, quindi a livello internazionale, a specie internazionale, non si può più fare le brutte figure, non si può più dire nous voulons savoir, no? Tutto a Peppino, ogni tanto capita. Complimenti all'istituzione Veneto, perché insieme al Friuli, insieme alla Lombardia, stiamo lavorando in maniera molto precisa. Sono le 3 regioni che chiamiamo le più grandi d'Italia, ma per quanto riguarda la beccaccia sono quelle che comunque hanno i primi arrivi, quindi lo studio si fa su campioni importanti, vergini. È un casello autostradale fondamentale, è il primo casello delle beccacce che entrano nel Mediterraneo, quindi i dati che vengono da queste 3 regioni sono fondamentali. Complimenti al lavoro che ha fatto il dottor Confortini a Verona, con il quale ci facciamo continuamente. Siamo andati anche a Roma a spiegare al Ministero, il Ministero si è reso conto che dai territori arriva un lavoro fatto bene. A Belluno c'è da mettere a riequilibrare un po' di cose, c'è da sistemare le aree, ci sarà il nuovo protocollo che il Ministero sembra stia accogliendo, perché ha capito che non possiamo lasciare indietro i monitoratori beccaccia, cioè persone che si sono messe a disposizione delle istituzioni. Non si può perdere un patrimonio di persone, un patrimonio che hanno deciso di uscire dall'ombra, hanno deciso di uscire, no, dai meandri che voi sapete meglio di me. Sappiamo tutti in Veneto qual è il problema del bracconaggio, dell'aspetto, della vendita di beccacce. Il cittadino, io ho fatto un campione, il cittadino non sa nemmeno che non può mangiare le beccacce ai ristoranti, uno su 1000 lo sa, quindi capite che cosa c'è dietro. Speriamo che tutto questo lavoro, almeno dal punto di vista dello stato di salute, ci dice che la caccia alla beccaccia con il cane da ferma è un'attività sostenibile. Il rapporto demografico ci dice che i campioni che abbiamo per gli animali stanno bene. A questo vorrei aggiungere l'abbondanza. Cioè, che cosa significa questo nuovo studio fatto con un'applicazione che lo presenterà
dottor Marco Tuti, che è tecnico faunistico della Commissione Europea Scientifica Europea, l'area quinquennale, lingue, pubblicazioni in tutta Italia e in tutta Europa, e quindi reputo che sia un valore importante, tra l'altro anche cacciatore e giovane, quindi è una cosa molto importante. Vi ringrazio tutti voi per l'attenzione. Sì, buonasera a tutti. Avete tutti il libretto da consultare mentre vi presento i dati in PDF, perché lo scorrimento purtroppo è un po' sfalsato, quindi se non vi riesce a seguire nello schermo seguite pure nel libretto. E poi faccio una domanda: se qualcuno di voi è monitoratore e ha usato backup, se ci sono qui uno laggiù in fondo. Quindi prima di farvi vedere un po' i dati vi parlo brevemente di cosa è questa applicazione. È il sito nel quale i monitoratori si collegano, accedono tramite un username e una password per poter inserire i dati relativi a ogni uscita di caccia e di monitoraggio. Noi chiediamo semplicemente la data del giorno, la durata in ore dell'uscita, il comune nel quale viene effettuata, il numero di partecipanti e di cani impiegati, chiediamo il numero di beccacce diverse incontrate, chiediamo il numero di prelievi chiaramente relativi al periodo di caccia, non a quello di monitoraggio, e poi alcuni parametri ambientali. Con questo sistema, con questo database online dal quale noi estraiamo i vostri dati, vengono calcolati 3 indici fondamentali, che sono l'indice cinegetico di abbondanza, l'indice pressione di caccia e lo sforzo di caccia. Vi vedete nel libretto come sono calcolati. L'indice cinegetico di abbondanza è un rapporto tra le beccacce diverse incontrate e la durata in ore e in minuti di ogni uscita di caccia. Il risultato viene poi suddiviso per il numero di partecipanti e il numero di cani impiegati, ed è un indice che si studia, diciamo, a 2 livelli: consuntivo dell'intera stagione, quindi si fa la media di tutti gli indici di ogni uscita relativi all'intera stagione, questo per poter equiparare, per poter confrontare l'ISCA stagionale a quello delle stagioni precedenti e a quello chiaramente delle stagioni successive, per poter dire questa stagione rispetto all'anno scorso è andata meglio, è andata peggio, in termini di abbondanza è stata migliore, è stata peggiore. Ma soprattutto poi questo indice lo studiamo per decade, cioè sempre attraverso la media di tutte le uscite dell'indice di ogni uscita all'interno della decade, ovvero 10 giorni, se ne studia il trend, l'andamento, e dopo vi faccio vedere appunto i grafici, e questo ci serve per capire un po' come sono sviluppati i flussi migratori, gli spostamenti che i contingenti di beccaccia effettuano anche durante la stagione definita di svernamento, perché vedremo poi che le beccacce, specialmente negli ultimi anni, si muovono, compiono dei movimenti erratici anche in gennaio, in febbraio, che non sono propriamente migratori. E poi quegli altri 2 indici molto importanti, che sono l'indice pressione di caccia, cioè il rapporto tra le beccacce prelevate e le beccacce contattate, moltiplicato per 100 perché ci restituisce una percentuale, ci dice ogni quante volte noi riusciamo a prelevare una beccaccia su 100 volte che la incontriamo. L'altro indice è lo sforzo di caccia, cioè il monte ore diviso per il numero di beccacce prelevate, e ci dice quante ore impieghiamo, quante ore sono necessarie, quante ore di caccia per poter effettuare un prelievo. Allora, vediamo di scorrere. Se mi riesce a farlo. No, faccio tramite il mouse. Allora, prima ci concentriamo su quelle che sono le stagioni di monitoraggio a livello nel periodo venatorio. Vedete la stagione 2016-2017,
vedete il numero di partecipanti, questi sono diciamo numeri generali, il numero di uscite totali, il numero di ore di caccia, di cacce contattate e prelevate. Qui vedete un grafico di quelle che sono le uscite, le ore incontri per decade. Chiaramente il vostro sforzo, quindi il numero di uscite, di ore, è maggiore nel periodo in cui vi aspettate di trovare più beccacci, quindi diciamo nel periodo, chiamiamolo di passo, cioè tra la terza decade di ottobre e il mese di novembre. Poi va a scemare, nel mese di gennaio perdiamo quelli che sono i dati dei comprensori alpini, dove la data di chiusura della caccia è il 31 di dicembre. E qui vediamo appunto il valore dei tre indici. L'indice generale che è pari a 0,39, a livello generale si studia per intervalli di 0,25, cioè da 0 a 0,25 la stagione è stata in termini di abbondanza una pessima stagione, da 0,25 a 0,5 mediocre, da 0,5 a 0,75 buona, eccetera, fino ad arrivare a sopra 1, 1,5 in cui si può considerare una stagione straordinaria. L'indice di pressione di caccia è 37%, 38%, cioè significa che noi preleviamo 38 volte ogni 100 volte che incontriamo la beccaccia, e questo comunque è un indice che ci dice che non siamo quegli sterminatori che ci descrivono, no? È un indice di sostenibilità della nostra caccia. E lo sforzo di caccia, cioè ci dice quante ore noi impieghiamo per poter effettuare un prelievo, e anche questo è un indice in termini di abbondanza della bontà della stagione, cioè chiaramente più ore impieghiamo per effettuare il prelievo significa che probabilmente meno beccacce ci sono state. Vediamo poi la stagione 2017-18 che si può più o meno equiparare a quella precedente. 0,34 è il valore dell'ICA, 45% l'indice presso di caccia, 11 ore,4 è lo sforzo di caccia. Ma vediamo soprattutto poi la stagione 2018-2019, in cui il numero di partecipanti diciamo è salito, quindi il progetto un po' ha preso piede, ma soprattutto vediamo i valori dell'indice cicetico di abbondanza, che è stato superiore a 0,5, quindi è passato nell'intervallo successivo. Me lo confermerete voi, la stagione passata è stata migliore rispetto alle due precedenti, almeno nelle vostre zone. Vediamo infatti come sono distribuiti anche gli incontri, che non si sono diciamo svolti solo nei mesi del passo, ma anche poi a stagione inoltrata, novembre, dicembre, quindi verosimilmente voi avete continuato ad incontrare beccacce anche successivamente. Significa che le beccacce si sono fermate da voi più che nelle stagioni precedenti. L'indice di pressione di caccia è comunque sempre inferiore al 50%, e vedete come si è ridotto anche lo sforzo di caccia, cioè da 12 ore a 8 ore, il che significa che insomma probabilmente era più facile incontrare beccacce perché ce n'erano di più. E questo è quello che vi dicevo prima, cioè il grafico dell'indice cinegetico di abbondanza diviso per decade delle tre stagioni. Ogni colore corrisponde a una stagione diversa, vedete 2016-17, 17-18, 18-19. Questi grafici ci dicono sostanzialmente che l'innalzamento, l'aumento esponenziale di questo indice a cavallo della seconda, terza decade di ottobre sta a significare che le beccacce sono in arrivo, quindi che il periodo di passo raggiunge il suo culmine nel momento in cui l'ICA raggiunge il picco, cioè il valore più alto, terza decade di ottobre, prima decade di novembre. Questo indice raggiunge, diciamo, subisce un decremento, comunque trova una stabilità nel corso della stagione, subendo chiaramente un leggero decremento dovuto anche al fatto che alcune beccacce vengono prelevate. Ma il suo andamento, nonostante tutto, non è
stabile, cioè subisce, vedete, queste fluttuazioni, soprattutto lo vedete nella stagione 2016-2017. Queste fluttuazioni, pur rimanendo in un range compreso tra 0,3 e 0,6, sono dovute essenzialmente alla risposta che le beccacce hanno all'andamento meteorologico e climatico della stagione. E diciamo il caso più emblematico, ho voluto scegliere la seconda decade del 2017, in cui abbiamo questo innalzamento dell'indice che raggiunge il suo valore massimo, addirittura superiore al periodo, diciamo, classico di passo. E quindi qui ci dobbiamo porre una domanda: questo innalzamento da cosa è dovuto? Allora è vero che le beccacce stanno già ripassando, quindi sono di rientro verso i luoghi di unificazione. Andiamo a vedere la mappa delle temperature a livello europeo e notiamo questa forte ondata di freddo, questa lingua di area siberiana che ha investito l'Europa dell'Est, i paesi dei Balcani e dell'ex Jugoslavia, e quindi ha spinto le beccacce verso il nostro paese. Quindi quell'innalzamento dell'ICA è provocato da contingenti in provenienza nord-est, direzione sud-ovest, che si sono mossi solo in gennaio, sospinti e forzati da questa forte ondata di gelo. Io mi ricordo le nevicate in Puglia fino alle spiagge nel gennaio 2017 a cavallo dell'Epifania. Vediamo ora poi quello che accade invece a caccia chiusa, cioè nei mesi di febbraio e marzo, dal 1 di febbraio al 31 marzo. Vedete, questi è diciamo la finestra backup che voi aprite ogni volta che dovete inserire i dati. Vi ho detto prima, no, i dati che vi chiediamo di inserire. Questo è il primo esperimento, il primo caso di studio che è stato svolto nella provincia di Treviso nel 2015-2016. Sono state effettuate soltanto 3 uscite, una per ogni decade nel mese di marzo, ma vediamo già come i valori dell'ICA nel mese di marzo siano molto alti. Questo lo sapevamo anche già da prima. Comunque il mese di marzo è il periodo in cui si concentra il momento, la fase del ripasso pernuziale. Abbiamo voluto comunque poi ampliare il periodo anche al mese di febbraio nella stagione 2017 e 2018. I partecipanti sono aumentati da 43 a 72, l'indice cinegetico di abbondanza nel 2017, quello generale, è stato 0,69, 2018 1,3. Vedete che in questo periodo, comunque nella fase di ripasso, cioè di monitoraggio, l'indice raggiunge dei valori più importanti. Questo perché probabilmente le beccacce, l'abbiamo visto prima, scendono, cioè si muovono verso sud-ovest, quindi verso l'Italia, in maniera sequenziale durante la stagione di passo, ma anche di svernamento, quindi probabilmente più contingenti arrivano da ottobre fino a gennaio nella nostra penisola e poi si muovono tutti insieme, cioè si concentrano in una fascia temporale molto più ristretta nel mese di febbraio-marzo, quindi provocando dei innalzamenti dell'indice molto più alti rispetto al periodo di caccia. E queste sono le curve. Abbiamo visto come nel 2017 la maggior parte delle beccacce era arrivata in gennaio, probabilmente quei contingenti poi si sono mossi passando dalla seconda alla terza decade di febbraio, quindi abbandonando le vostre aree e provocando questa discesa, questo decremento dell'indice d'abbondanza. E poi quella che è la coda più caratteristica del ripasso primaverile, che provoca l'innalzamento, diciamo il culmine, la campana del trend, sempre a cavallo comunque tra la prima e la seconda decade di marzo. E questo lo rivediamo anche nel 2018. Il 2018 è stata una stagione particolare, non nel mese di gennaio ma in quello di febbraio, in cui abbiamo avuto il famoso Buran, lo vedete qui, la data è 28 febbraio 2018, quindi probabilmente questo incremento dalla seconda alla terza decade di febbraio
è dovuto a beccacce di provenienza nord-est che sono mosse verso l'Italia, in discesa. Una volta che l'ondata di freddo si è allentata, ecco, le beccacce sono rimosse tutte insieme verso i luoghi di nidificazione, provocando poi questo picco molto importante dell'indice di abbondanza a cavallo della seconda decada di marzo, che diciamo così più o meno in tutta Italia è il periodo classico di migrazione giudiziaria. Vediamo come interpretare comunque questi dati, sia abbastanza complesso, vanno sempre messi in relazione all'andamento climatico, alle mappe meteorologiche, perché la beccaccia, forse più di ogni altro migratore, si muove in maniera opportunistica proprio in risposta ai parametri climatici, alle temperature, ai venti, all'umidità, oltre che poi alle condizioni dell'habitat. Noi stiamo cercando comunque di mettere in piedi un modello di monitoraggio univoco in tutta Italia attraverso un progetto interregionale e attraverso chiaramente il patrocinio dell'ISPRA, per cercare proprio di capire qual è il momento, la fascia temporale, il quadro temporale in cui si svolge questo benedetto ripasso pranunziale, e capire quindi qual è la corretta data di chiusura della caccia, senza andare incontro ai famosi ricorsi che ci sono stati quest'anno in varie regioni, tra cui la mia, che vengo dalla Toscana. Quindi ringraziamo soprattutto voi per il contributo, sperando che insomma, possiate proseguire e anzi aumentare sempre più di numero. E ripasso la palla per gli ultimi ringraziamenti. Non lo so. Grazie.